scuti nel su coro, non si scuti nel su coro. Alza messa poco in alto, chi si intende ad un trono, chi comprende anche solo a suo sardo s'appartiene, a suo sardo s'appartiene. Passiamo direttamente alla presentazione, senza stare lì a commentare tante cose. Vi diamo alcune dritte per godere al meglio questo spettacolo, perché non è solo una rappresentazione, è una serata, uno spettacolo Possadies Sardegna. La nostra partecipazione a Possadies Sardegna, scusate, in due momenti. Il primo vuole essere un inno alla Sardegna, non con le parole, ma lasciando spazio alla sua bellezza. Il fatto è che non sono avvezza a questi applausi, non applaudite così. Allora, il primo intervento vuole essere un inno alla Sardegna, non con le parole, ma lasciando spazio alla sua bellezza, alla sua storia e alla sua grandezza, attraverso le immagini, le quali per il 90% sono state realizzate dai soci dell'UTE durante i viaggi di istruzione nella nostra penisola. Il secondo momento è sempre un inno, ma al popolo sardo, attraverso la figura di Lucia De Vitale, che in pieno Settecento lottò per la liberazione della Sardegna dall'invasione piemontese. Questa seconda parte non vuole essere una classica rappresentazione, assolutamente, e neanche una solenne conferenza, ma attraverso Sambogi de Sugopulu, la voce del popolo, narreremo a modo nostro la vita e le azioni di questa controversa figura di donna sarda, cosiddetta eroina bandito, che dedicò tutta la sua esistenza alla conquista della libertà e autodeterminazione del popolo sardo, il tutto con un bilinguismo nostro, italiano e sardo. Grazie, buono spazio.
Ciao ragazzi. Ciao. Com'è andata oggi? Bene, bene. La verifica? Bene. Sì, è andata benissimo. Molto bene, molto bene. Io una giornataccia, sono stanchissima, adesso ci organizziamo, io mi prendo un'oretta, me ne vado in palestra, voi liberatevi i cellulari poi e lavorate per domani. Sì, a più tardi, ciao. Oh nonna, quanti capitoli hai letto oggi? A dopo, ciao. A dopo, ciao. Nonna, non hai detto ancora nulla. Che cosa pensi? Che cosa penso? Penso che siete fortunati. Tabella, i miei contenti e felici. Quanto è passato il tempo. Dai, nonna, Meglio. raccontaci una delle tue storie. Di quando eri bambina. Di cosa facevi? Gioie mie. Tanti ci è passato a dire che il mio picciocco da Teo. Non mi ricordo manco su che ha fatto. Tocca, non riesco manco a comprare, pasci. Vai e cicca. Dai, per favore, raccontaci una di quelle storie che ci raccontava il nonno prima di morire. Storie di battaglie di banditi, di banditesse. Sì, certo. Cosa mi dà regolo? Una storia antica che viene di atteso, me la raccontavano sempre i miei nonni. Aiaia. L'avevano sentita dai loro nonni. Ma lo vai, storia di tempi brutti. Speriamo che non tornerò più. Allora, in Sardegna, comanda su diranno strangio. Su Piemontese Savoiardo, là. Dai, racconta. Ok, tu non ti sei in terra? No, allora, io so che mi ha ricordato tutto, perché è tutto, di sicuro non mi ha ricordato, è data all'età, ma un fatto mica ricordo, bei. Questo là non fai da si tu scaresci, Ascoltai, su conto dell'ugia dell'Italia tede, quando mi satto di sanglone e di gallura, ci viene stesso a guerra manna tra su popolo del suo logo e questo che comandava là su dei continenti, su chissà una urima, questo diranno, non mi faccio trovare mai. Sì, racconta. Banda bene. Allora, donna Lucia, fia da stesso, avvenne che pago su. Fia connota come tesseroina del suo popolo sardo. Donna Lucia, com'era? 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 Bella già fia bella, ma nanca che fia nobile, ma non è vero, non era nobile, Allora, la sua famiglia era religiosissima, a ricca ma dinai,
Però una ricchezza cantonata fatta a maniera di vurancio là, e poi si piantato un'ausa su contrabbando e tanti per piantare su contrabbando e a su brigantaggio loro e io piantare l'oso. Luciano era da bambina? Bella, giovane Ed era già un'eroina, bravissima da bambina. nanta via da bella mela e poi coraggiosa, rude uomini. Ita si crede Ma come aveva fatto per essere diventata così forte e coraggiosa? e si stette proprio diventando su una banditessa e a surinanta tutto di correndo a quadro sparata a fusilli eroina e poi da venia da morte si contra sul re e sul viceré del Sarasa non lo spodia manco qui magari si hanno conto del suo 1700 mi pare che vegna Saici non ti darò da nascitoso ve lo dico. Lucia da bambina com'era? Ma tanto coraggiosa? A Surinanta, a Pitica non fia bella pace, no? A Rori, sempre in giro, correndo a quadro quest'atto, fia da rebellosa, sa di ciò che era là. Non si va via poi spesi a Zuba del Nemoso. E poi, di pregia da fare, brulla a leggia, sa. Hai stata spicciochella, sa. Hai masco puro. Via da Timmi. A volta, sa, andata a fatto dei signora nobili, e mi stirata sulla camicetta, sa, rampi, Ma di dove era questa donna Lucia? Allora, fia da nascere battiava nuvi a Cantesasseri, però cresce a Chiaramonti e in tutto San Rone sa Gallura e poi lo cinesi c'era un misterioso e qual è? Allora Ceuso a nasce a cresce e ti ha fatto una vita ma mai se sti scipio abbia morta e ti viene dai fatto non si scipio mai nunca Come è possibile? se non ti ha gattato mai sa dumba mai tanta gattata a Sodomba è come te che ci dà paragurti a sta terra in sospero il mondo ai cimi contate gli ai là conto su de voce in voce e vai e cicca che adesso è tutto verso Ha ragione il sovrano, Re Carlo Emanuele III. Bisogna sradicare da quest'isola la piaga del banditismo e della delinquenza comune. Tutto ciò è diventato intollerabile, è ormai un'emergenza. Questa terra è tribolata da bande di malviventi che spostandosi non è dove turbano le quiete pubbliche. Questi delinquenti hanno anche la sfrontatezza di voler sopraffare lo stesso governo. Proprio per questo bisognerebbe agire il più velocemente possibile contro questa banditezza, donna Lucia Dell'Italia. Bisogna assolutamente scombinare la sua banda. Sappiamo che il corpo principale, il padre di tutti gli ordini, è Nuti, con a capo le famose famiglie di Italia Tette, supportate dal famigerato bandito Giovanni Fais, quel bandito che da anni, con le sue scorribande, tiene ostaggio e controlla il vasto e fetticio territorio della Nuova. Non a caso, proprio quel territorio che è ricco di centri importanti per il commercio del bestiame e per la produzione del grano. Le famiglie dell'Italia Tette, quelle appartenenti a un unico ceto nobiliare, nobiltà comprata, e tra loro palesemente e sanguinosamente avverse, divise in due fazioni, paragonabili, se ricordiamo, agli antichi guelfi ghibellini in quel di Firenze. È proprio così. Sembra proprio che i Dell'Italia Tette siano diventati i piccoli sovrani della Gallura. E sono divisi tra loro e hanno diviso anche la popolazione, soprattutto i più poveri. Con le loro lotte hanno causato più di morti al giorno. Non si può andare avanti così. È ora di finirla, bisogna farli smettere subito.
Eppure 2 di loro sono in prigione, 2 sono stati condannati in contumacia e purtroppo altri 2 sono latitanti e sono seguiti da numerosi loro parenti. Le loro stesse femmine impugnano le armi, seguendo l'esempio di quella donna Lucia dell'Italia Tede, quella che non sopporta la superiorità del nostro sesso, quella che vuole essere sempre primeggiare in incontri a giochi, donna dagli occhi di sparviero e di polsi d'acciaio, amante delle armi più della propria vita, combattente al loro fianco. Vi do l'ordine di estirpare quella genere di malviventi e di eliminarli tutti senza troppi indugi, fino all'ultimo foriero. Per uscire dall'impresa, però, bisognerebbe proibire a quei ribelli di rifugiare nelle zone più interne del loro territorio. Quella è gente abituata a vivere nelle montagne, che sono piene di anfratti e di caverne. Sappiamo che è gente feroce, incurante dei disagi e delle intemperie. Si nutrono cibandosi di pane e formaggio, di erbe spontanee, di frutti selvatici, addirittura mangiano carne cruda, pur accendere il fuoco e corre il rischio di essere scoperti e catturati. Va bene, andate, ma tenetemi informato sulla situazione. Agli ordini. De donna Lucia, no? Tanti ci è sta ricchicetta, tanti è ricca che non è bella, ma cosa che appunteggio là. Eppure vivi dei cani strattallati, sempre al reo, esatto in satto, correndo a quadro ma stanca da desangrona e desangarnuta. In capa sa, donna Lucia, e sa vegna brucconnotte e misteriosa de non tu sa da là. Secondo me, finse il plus documenti esistenti a donna Leonora Apparini. Questa pure da parlare commento al ricordo leggendario. Un esempio di argomento. Ora adesso a lei, mi suggerisco, ma in libertà. Sì, È vero, pare chiappa da eredità, votto strassa dei santenau cosa sua, sia pregio che difetto. Vero, amica sincera, di chi sovrano degli concedi questa amicizia, ma spiedala contro Zacchini e gli vai dello scherzo. Chi non è religiosa, castiaia, ad te antidifetto, ma la grande benefattrice vostra Grecia, tanta che ha pilivato, lasci tu somera a Sagresia, dei chiaramonte di non figuri, finza sa 10.000 scudi. Sempre pronta a giurare, ma di ridro e sale saia uno dessa genia savoiana, Deus un diamante dice. Penso che hanno via picciocchella. Naca su domingo un Grecia, accostate vavasi se no la nobile che si dice. Dantisi, e non da sta struccia. E appustisi, e non si segata, se gente sa connetta, qui felice, non si fica sa camisa, Ma la camisa, già è mutata sa cosa, si bella, si spassa in affitto, sa regolarsi, e sopra lì, e tutti siamo vede su dice regola, sa resistendo, sa che io ho fatto. Vi do abbastanza metro e guarda, vi siete strovellati sospesi tutta la cosa Guarda che si cambiava mela, no? Una nobile tutto annichilito, tutto concordato. Con cunetto se canacca, diventa una furia. E stetta sempre i sanguinari. Sei vero. Pensionato lì che ti dice che è da tutto sangue. Come Lisetta mi ha dicono, che gira la sala, donna Lucia, e ha fatto sa questa mano, e si è fermata in braccio Grecia, e prima vedete,
E quando si è acabata questa messa, di punti vestita se nora, decidete da fare. Ci di sale sbugliamo, sa corrente battendo, sa corridora, la gente piace di signorica, sa attenti, corre, andiamo a tassare a questa strada, disperata. E quando, cosa di evento voti voti? Proprio sta di La capovano da scappa e via, sa, in sai spaziente, sa di Gela di Gesù Cristo, con quanta bellezza. Se non sapeva che non sta duro, Odia ferocemente tutto sta voglia. Non vi voglio avere mancuno, tu scurrullata Antonia all'uovo. Si spostava su quadro dron e bandata a fare pratica di dire un pari questo amico e questo scopetto. Non ti via da sbagliare mancuno. È vero, sorella. Ma vedi, una stata passata, stava raccontando una staffetta governativa, non si pensasse di un cosa, si Certo, si pare con sta banda di Giovanni Cufais, sempre pare. Ma chi? Giannico su sanguinato, sul latitantino un po' di figlia. Punta fattus in mezzo a Sannevita, commenta una visione. E c'è d'uscire che donna Lucia e Giovanni Cufai si punti sempre in pari. Cusura giurato di liberare sta Sardegna dei sopprestori piemontesi. Lattitanti ma protettori della gente sarda. In questo attacco su vale che diventa stetto su morto sicuro. La morto su. Tanta che stetti una strage. Lucia annanca varria di una furia, mascherata con un mantello a rubio, a sua su quadro dron e si girava da ogni parte, aderente a manca. Non poteva dar curi, boccenti con tre disi. Il due tre figli su Sante diventava rubio del suo sangue, dei guardias e dei governativi. mamma mia. C'è troppo, Capaz Castia, e sta scelta che si vuole aiutare, ci vedo che ha la testa, ma ma io non credo che non ci sia nessuno che possa fare nulla per poter aiutare questa povera femmina e si può la nostra. Ci più sicuro c'è da vedere, si può assegnare la domanda, è sempre combattenti. certo. Che si aiuta. Contro questa voglia, comunque. Pare che dato Costa subava tutto di Lucia, Francesco dell'Italia. Praticamente una banditessa eroina. Una banditessa però è eroina e patriotta che difende il suo popolo sardo del suo tiranno. Ma parte che si stecchio su banco, che Lucia andavano contro questa voglia, una cosa è sicura, che questo nobile sannoso fu un tipo su endisini su sangue e del suo cuore. Sì, lei ha ragione. In casa, in sacchetti, l'uscita. È sempre difendere la Sardegna. È vero che è una banditessa, però eroina e patriotta e ha sempre difeso il suo popolo sardo del suo tiranno e questo tocca da si da recordare. Capo, Comandi eccellenza. non c'è alcun cenno di pentimento in questa donna Lucia dell'età da Tede per tanta strage di Montesano. Lei è una donna nel cuore di pietra. Non riesco a capire dove trova la forza e dopo tanta malvagità
riesca a trovare aiuto e conforto da parte di abitanti di diversi paesi e villaggi. Usa le armi come un gendarme a capo di uomini armati. In ogni paese, piccolo o grande, viene ospitata anche nelle case dei maggiorenti, oltre a quei banditi sanguinari da strapazzo. A centinaia vedono su di lei. Mi pare ci sia ancora molto da fare con questi sardi refrattari al progresso e a ogni forma di miglioramento. Darò ordine che da domani nessuno, nobile o popolano, si lasci crescere la barba. E chi ce l'ha la deve tagliare, perché sotto la barba, curata o incolta, può nascondersi un cercato per non farsi riconoscere. E chi trasgredisce verrà punito e imprigionato. Per far fronte a quei banditi, però, bisognerebbe poter disporre di più uomini e di forze armate, capaci di operare e essere efficaci ed efficienti anche in condizioni proibitive, uomini disposti a sopportare privazioni di ogni genere e a vivere peggio dei banditi. E va bene, creerò rinforzi, creerò gruppi di colonie avanti con forche al seguito, per avere esecuzioni immediate. Userò e unirò le nostre forze i pinzotti della Corsica, così possono stanare quei malviventi che trovano rifugio nella loro isola. Intanto, e inoltre, per ordine di chiudere l'Università di Sassari, eliminare la confraternita di Gesù e spazzare via i residui rapporti tra la nobiltà spagnola e quella locale. E poi, andate, aspetto buone notizie. Agli ordini. Capo, Comando. capo, il primo ordine a cui dovete dare seguito è questo. Voglio che catturiate immediatamente in qualsiasi modo quella fuorilegge maledetta donna Lucia dell'Italia a Tete. La voglio qui subito. Quest'ordine è perentorio. Non esiste che un governo, il Savoia, possa ripiegarsi al capriccio della donna bambina. Portatela qui a Cagliari. La voglio vedere, quella sfrontata, sovvertitrice dell'ordine pubblico. Andate, vi aspetto al castello. Sarà fatto, eccellenza. Maledetta, continua a sfuggire, continua a prendersi gioco di noi e delle nostre donne. Usa le forbici che ha in tasca per umiliare le nostre donne, tagliando loro i vestiti. Da giorni ricevo notizie di omicidi, ruberie, uccisioni e attacchi contro i nostri militari. Tutto ciò non è più tollerabile. Non vedo l'ora di incontrarla faccia a faccia. Voglio affrontarla a viso aperto prima di condannarla. Signore, è qui. Vi ho portato la banditessa Lucia dell'Italia, così come avete ordinato. Però a me non sembra per nulla scossa. È arrivata con una carrozza accompagnata da un tutto numero di suoi uomini. La carovana però è stata scortata e sorvegliata da un drappello dei nostri soldati per evitare che decidesse di scappare. Bene, voglio vedere e sapere da lei le vere ragioni di tanta forza e furia contro il nostro governo. Ma come siete riusciti a catturarla? È stata tradita da una parete della fazione avversa, una tende. Solo così è stato possibile sorprenderla e portarla da voi qui a palazzo. Presto, fatela entrare. Subito. Prego, donna Lucia, avanti. Donna dell'Italia, accomodatevi. Lei si starà chiedendo come mai l'abbia convocata. Le dirò subito che prima di una qualsiasi azione punitiva ho voluto incontrarla, ho voluto conoscerla. Perché ce l'avete tanto contro il nostro governo e contro la mia persona in primis? No, non contro la sua persona. Lei rappresenta il potere che ci comanda. Noi non vi comandiamo, noi vi governiamo per uno sviluppo moderno, come il nostro e il vostro re ha deciso. Noi sardi non abbiamo bisogno di re che ci governino. La nostra Sardegna è sempre stata ed è preda di continue invasioni. Noi sardi abbiamo sempre caparbiamente lottato per la libertà della nostra terra. E nessuno straniero, venuto via mare o via terra, ha mai contribuito alla nostra crescita e al nostro sviluppo.
Lei, donna Dell'Italia, appartiene a una delle famiglie più nobili della Sardegna. Lei non dovrebbe seguire queste direttive. Lei dovrebbe approvare il nostro operato, teso a mantenere lo stato sociale ed economico vostro e della vostra nobiltà. Non è nel vostro rango accompagnarvi a dei banditi fuorilegge o dei latitanti dei sogni antigovernativi. Questo non vi fa onore. La nostra nobiltà. La mia nobiltà è più di cuore che di tasca. La vera nobiltà è non allungare le mani rapaci sulla terra altrui. Non fa onore impoverire con tasse inique chi le ricchezze le costruisce col sudore della propria fronte. La nobiltà di cuore è aiutare chi ha bisogno, sfamare i bambini, non espropriare avidamente le sostanze di una terra, la nostra terra, che null'altro chiede che di essere lasciata libera di decidere e gestire il proprio destino. La mia terra è sacra. Mai e poi mai permetterò, finché avrò vita, che venga calpestata e profanata. Vedo nei suoi occhi la luce della vendetta, nelle vostre parole un amore viscerale per la vostra Sardegna. Sappiate però che noi non possiamo tollerare a squadre banditesche di mettersi a rischio la sicurezza del nostro governo e della nostra stessa persona. Corre voce che vogliate imprigionare mio padre. Questo forse vi nobilita, questo forse vi fa onore? Togliere la libertà a chi per la libertà dà la propria vita. Voi parlate di libertà, ma quale libertà? Ma la libertà di uccidere persone innocenti, o peggio, la libertà di uccidere persone del vostro stesso mondo. Ora andate. Signore, cosa dobbiamo fare con Donna Lucia Dell'Italia? Intanto che prende una decisione, tenetela in custodia, ma non come una latità, bensì come spetta una persona del suo rango. Ho bisogno di tempo per prendere una decisione giusta. La sua sicurezza nel rispondere alle mie domande, il suo coraggio, la sua determinazione mi hanno colpito. L'amore che nutre per la sua terra è il faro che guida le sue azioni. Sentirò le autorità della penisola e poi verrò ad Affari. Chiederò che gli venga concessa la grazia, ma a patto però che non si impegni più in azioni antigovernative come il nostro governo. Andate pure. Agli ordini. Noi siamo sardi, siamo la ginestra d'oro giallo, siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di montagne bruciate dal sole. Noi siamo sardi. Secolari isola minori, chi su Mediterraneo a partoriu, o via ribaia giganta e s'ammori, commenti e canto intendi goruriu, o via
su che intendo scrivere non d'uscio, o di vai verso scunso proprio ardori, chi va su sovitante proputiu, a di canta e bellezza se splendori, duvazza da tre teo mi sta uscitiu, oppure un naro bello ad ogni avrori, tanti gusto una barra sono Dio, chi scraria su mangiamo incantadori, o cavano tignetta te scuriu, chi morri ben tuo sola con furori, chi vivo è bello che si causuriu, tanti d'asti uomini abitatori, da gasti tali mente o da più, o chi non ci donai grumano amori di ogni pari s'assumiu, amori di ogni pari s'assumiu. Quest'volta passata la di Donna Lucia e Francisco dell'Italia si dà quanta vita a legge a mena. Cose si vede, osato sono. Poi ti posato che sei coiata, se ti No, su prendete... vicende. Pensavo poco. Su Vicerre ad incadenato su Babbo de Lucia Francisco dell'Italia. E pare che dovessi arrestare, hai saputo? Ma anche una Donna Lucia, oh? Ehi, questo disgraziato naga da di tenta corrata in castello, e poi la città, pare che da per liberare, a scegliere si vede su. Va bene, ma in persigreria da fare. Date scetti fatta relegare l'uso. Via come ti visita corrao. E noi? E noi più bandita di prima. Da fatto scetti di già di russa libertà. Non dentro su me, e ne va, da capita, passando un braccio iglesia. Bella che ovrori, diretta che arena, a tutto del loro su qualche cosa su. Ma non è fatta con una pensamentale. E a me uno mantinao che su Vicerrei, da tenta, praso in castello. E chi data poi liberata. Cappasa da Chicago. E issa da no, perdonai. Tanti già dato a Masaici con Savoteca. Issa ha fatto voto, de non si goiai, né con amico e né con nemico, né con ricco e né con povero. Hanno fatto promessa di liberare il popolo. E dunque, non ti tempo su delle sai e prospera ancora deve sai la famiglia e dei dipendi degli suoi uomini. Poi ti posato che sei coiata, se dipendessi dai nostri uomini. E capita che non si arrammancano, sei posato femmine se che si può andare a pettiella. Ho fatto, ma bella passare il girone che sono. Avete preso un sacco di poca piemontese che tu passa Sardegna. E adesso ha ragione. Uso pure un tipo ma ho usato pure però bella passaletta non si può fare tanto.
E comunque, o dalla sai andai, issa, dali prometto, che noi dai lo recao, nessuno disturba sul governo. Poi credi. E pigliarsi Perus, l'obiettivo cosa sua è sta liberare la Sardegna di gusto sanguinario e quindi da di fatto la promessa di Valla dunque faccio impiega paga diventare cinese. La vita sua ormai è tracciata in suo sangue e in sua avventura. È sempre stata contraria a ogni forma di lusso e a ogni forma di falsidade. È una femmina ambiziosa e quindi è andato via lì. Devi piano andare a vendere a sul mercato, venditrice in bancarella. Poi bevi pezzi di zitto fresco, scrociato e sarricco e a regalare il San Gioia Penso che si tu scrociavo, appena cassato, ti ha spento lo squisito del sushi, poi e quando mi passata un alleno, intendia su fraga su sangue e si fu a disisparare. E poi torrai a noso, date sempre quell'ala, ma mai fatta di avere prigioniera, grande guerriera, femmina invincibile, grande femmina bandito senza de regola. E manco i mezzi di servire, nemico su dei limiti. Andavo pure a Sagresia, praticamente state attento cosa me da denaro questa parlata di Montesanto. Pare che padre passato in persona ha riservato in parrocchia sia a Don Giovanni Cuttette che a Don Antonio De Vittala. Poi cercai di spaivare questa fascia e a cantare un accordo con il suo governo. La punteglia di oro questa cosa. Anna, ognuno si ha portato un cagazzo di parenti, Pare che ha fatto decidio di fare vasci. Su vicario hanno anche riportato i fuegos di quanto Savoia. I sardi, per essere redenti, hanno più bisogno di missionari che di soldati. Cappa della ragione. Pare di Donna Lucia non lo sia la manca andata però. Non si sia manco presentata. E chi non è andata? Cosa manca? Tutto Cristiano del Monte Santo. Certo che è stata una bella battaglia questa. Bella merda, tocca non mi dire se la tornare con dai. Cazzo mi su della Savella dici, su sangue a frumini, un disastro. E certo, casi da me del Monte Santo non è stato dimenticando di picciocchetti su Curriao, su del Prazze Gresia, a peti che risalgono proprio su dei vestiti di signora Nobilis. Ma è stato un picciocchetti. Certo. Picciocchetti suonava Pasci e la gara che si è fatto tanto di babbo nostro, E certo, ma questa coscienza tranquilla che non conosciamo sul rimorso. Donna Lucia, si conosce che è un po' più pieno. È più di 20 anni che combatteva a fianco ai vari. Tenia 15 anni che andava per molti giorni con te. Poteva fare un piacere. Se nostra deve essere sempre un'amicizia che ha durato quanto vive. A combattere sopra e sopra. E a giocare il popolo e a voce con il piemontese.
Uomini ci se li resti costata cara, a nosu e a figlio nostro pure, però. A Montesanto, via da Brunendi, e mi si intendia, s'acqua che mi sega da savvaci e mi curria da su, da rubia dei sanguini. Mi so con mio su, non pianta castigo tutta questa sofferenza. A Babulu è tutto indelitato, vi si deve servire, che mi ha salvato dessa furca dopo che siamo morti. E come ti avessi noi? A correre per me sato di gallura e di sanglone. Se no sei stata sempre una vita tribulata. A correre esatto un salto. Diremmo sta morte in faccia. E noi, e ti anche hai questo sueldo cosa tua? O lunai, che in cappasa, e arrivata a sora di pensare, tu sei sfueldo che naroso che a sull'ivadeuso. Il delitto sei scarneficina, sa? Non ti portava a salvaguardare il suo popolo sardo. Questi invasori è più presenti in noi, più forti di prima. In cappasa è proprio sua de gusto che deve puntare i soldi sforzo nostra, sa? Intendunai, non più furai, torturai e bocci, isfrude l'orta, gente innocenti, vittima di una violenza assurda. Debbeu puntai su concasa a salotta politica e partigiana, intendunai in maniera più precisa, contra se voi scetti. No, ma vai comprendi che osinai. Non so, io sono la saluto. Sa famiglia, sterrasa, sa domo, può aiutare contro questa lotta, contro l'ingiustizia di questo popolo che sta invadio. E tu, i muri, che cambiai idea? Ma che tu hai, che non ti devo procurare esatto, come dovrai applicare su che si nati furavo questo demonio del Piemontese? E come ti avessi? Sanglone, San Gallura e tutta sta Sardegna, poi sta giustizia che ti sia sul promettio. E sta lì che sta giustizia si possa fare scetti furendi e boccendi. A Pudeciglio, tengi intenzione di indivisionare con sta gente che era molti, in piazza e Gesuita, Nante e Tottusu, devo l'uscita di Venzanta. E ti ho il di Venzanti. Ora rinuncia a rivendicare giustizia, o a rendersi invasori. Non resti, cose non ci devi non mi deve mai aspettare. E adesso difficili meta che tu comprendi esatto puro. No, Clara, non è sto rinunzia. Non a rinunziare mai, lo canto vivo, ma è un modo diverso su dell'ottare contro questi invasori. Adesso a battaglia più politica che fatta qui Sarmasa. Ormai a Pudeciglio, avere a mia accanto come sempre. A sopra, non parlo di mai arrivare e fare giustizia per sardo su. Scelta per rendere un uso con le obinci. No, nosu non depeuso pruva che stacciasa. Non depeuso pru permiti che sarà un regio sta ricca da custodinare nostro. Non depeuso pru permiti a nessuno strangio di quel mausa su questa terra nostra. Eia, è vero? Questa smaus furuncasa da iausa po' di segai. Ma vinza se mui, troppo sanguine ste più spatto. E vero pure che non si vuole vivi accanto a gente che si tirriada. Su strangio si comanda, da non si vuole in TB. Come in tinoso, non potevo obbia essus, Tocca però, in verità, a noi, tra nosu, non si usarà nessuno. A citu su bogai. Non si usa stecchio, se ci porti si decidu su bogai. Se ricordai su spagnolo, che prima di questo su, si comandava 4 secoli su. Certo, questo spuro non vi antastetto su materno se giusto su noso, ma commenti si narrano? Vivi e lascia vivere. Santi lassau, vivi e cresci, che non si torna a subamini. Furata, ma santi lassau, suba in sa mese e subiu in sa tassa. Non satti tutto su sanguini del suo coro.
Augusto ha poi deciso di cambiare stazione contro questo governo. Intendunai che non dionau sul ruso, ni dinai, ni trigo e ni traballo de bagasa. E su chi santi curausi non te pinti torrai. E su chi sa terra nostra da produrre e qui da pagare famiglia nostra. Su stocche e su posilli, sempre accanto in mano. Ma deus appottai, scetti quando è necessario. A barrermi accanto. Scetti a barrendo un iusu, poteu vinci. Scetti a barrendo un iusu, poteu arrannesci. A cibo questi invasori. Oi puro, arrazzati, c'è questo benticeto, ragiri bei mindi. Ehi, ci sono, se vuoi ti traballare bene sta roba. Bella dico che tu hai. Finalmente vado le pace in vita e da un pochetto che non si intende più nessuno strumento, né sparatoria e né boccitura Castiai, noi pure, tesa regione. In noi pure, de pago, c'è stato, de parte del suo governo, pago movimento. Manca su dicerei, hanno anche partito un continente. Peppinetto Zurro. Salute di ciocas. Questa cosa mi ciao. A che ora sei arrivato? Sono arrivato a Spaghetti. Però, dopo la vista, cugina, sorella mia, che destinasci mai di più. Di Aici? E da nuova si volta se questa zona di Chilarza? Nuova bella, nuova mausa. E mi devo sanare non metti bene. Spero che si possa inconciare con tranquillità. E poi, tu strumento un cui pure? Doglianante succede che mi conoscete, tra vicini, familiari e su poco. E questo governo della rosa, non sono parole. Questa cosa, in noi pure, de pago, c'è stato una grande mattanza a Montesanto. Già da principio. La notizia è stata attesa. E poi adesso ci cambia pure. Però, parli che questa mantanza a Montesanto non abbiamo avuto fortuna a me la donna Lucia Sciarada. E ne manco a tutti i compagni di brigata. Sul discorso che ha ribatto donna Lucia pure a Chiaramonti in Mesaida, non da portare ben mera. Sciarada, appunteggio, che non si lavasse bene bene. E appunteggio lui, che il suo commissario, ha fatto restare scompaggia la cosa sua in un attacco che c'è dentro il suo usato. Nanta che ha pantarrestato, pure a Clara, siamo vita da baisi. Con savuro, sempre a batta sul vito, a bandirai, sa villa a codo. Razzettino attivato, impiccao se fatto s'arroso. E non sceti, a calincuno, di tanti se calza lingua, a tanana se possa sul sgoro. A chiarroni, la cosa amava. Questa zona di Chiarato, mattinò, che ti cassava, c'è Nico Vars. E sta cosa, che da solo, e non dov'è donna Lucia poter aiutare? Oh, c'è stata, questa ripara là, ma Vars, è stata adesso ci lo puoi fu. Però dopo che è tornato, è stato vendicato. Lucia non è che appariva bella, però quest'otto non posso fare nulla per salvare. Hai busso, sciarao, danti, impiccao, è fatta a robosu, e ci anche scapò a rendogna loro, non dava manco s'arragolo. E no, donna Giulia, arriesti. È che tu scegli, boh. Ma esci, adesso, nemuso da provvida, hai cicca che adesso ancora via. Hasta che non dà pantavinicao e questo lavoro. Che si dà ici, come ti sei ne di lui, se adesso scippi con qualcosa. E magari adesso guarda il caliculoso usato. Commenti che si dà di ingutti a sta terra, scialare. Ma razza e vita che ha fatto, bagalia, braderinai, che non si sentiva così cos'è nuda. Non attentuvati né dei dì né dei notti.
Ma Castiano, in via da voi di diverse voci, c'è in area di tanti morta, un atomo esatto, che vi impara uomini e poi date vostro fuoco. Poi c'è una pure, che la tirassata è morta, in suon di buco. E gente pure che nata che si è fuori in Corsica, e poi date morti, ma voi fate che commenti adesso? Fatto stare che nessuno si dà probità. Castiani, in noi a noi, e manca Chiaramonte in Camposanto, non roiato a tomba con suo nome di su. Che adesso, come se ne rende usato, ci dialtai a su manco terrara. E invece, vai e cerca che adesso succede. E che tu scimi? Balla, bella storia questa della donna Lucia dell'Italia terra e prega di misteri. Bavi ciocco, dammi cimucco, e cavendo sora e devo preparare questa cena. Bavi Pinè, avarra con Dio su. Vai a signora. Devo domendiare. A Zibiri, Peppinetto, saluta a me da sorrestatura di parte mia e fate disauguri su vostro IP e che Dio su raggiunti. Va, mi ha fatto piacere. Saluta a me i sommi e si davanti a me. Adios. Adios, Peppinetto, adios. Certo che donna Lucia in sua vita ha fatto sempre il suo chiadofito, che è una questione faccia a Nemoso, in libertà. Questo è vero, ma è vero che è morta, manco un logo di votare un vroi, testa marrao. Già adesso ha ragione, è vero su. Ma tutta sa Sardegna, da connota, o studiati fatto. A issa, se eternidadi, non adesso sta tomba a Sidonai, ma adesso sta storia a davai vivi, gli eterno. Dai, ciocco, buonanotte. Che bella storia, nonna. Sì. Bello, vero? Mamma mia, che donna questa Lucia dell'Italia. Veramente forte. Una donna che spacca. Ma di quando ci hai raccontato è tutto vero? Sicuramente c'è molto di vero in ciò che è stato tramandato. Anche se la figura di donna dell'Italia è stata nel tempo, sai, la gente che parla avvolta da un alone leggendario. Certo è che ha combattuto con coraggio per la libertà e la Sardegna e l'indipendenza della Sardegna. Oggi soprattutto abbiamo bisogno di figure così forti e carismatiche. A proposito di libertà, nonna, oggi ho sentito parlare alla TV di occupazione del suolo sardo, di impianti impiantati da non sardi. Sì, parlavano di energia alternativa, di pale eoliche e di pannelli fotovoltaici che dovranno essere impiantati nel territorio sardo, anche vicino a casa nostra, da parte di persone non sarde. E questo è ingiusto. Ma non è tutto, non solo in terra, anche in mare, lì dove andiamo sempre a fare il bagno. Pensa a te. Ma sapete ragazzi, purtroppo la storia spesso si ripete in forme diverse, ma la sostanza alla fine non cambia. La nostra eroina non aveva torto. Noi dobbiamo stare sempre vigili, attenti, perché la nostra terra fa gola a molti e l'invasore è sempre in agguato. Issa tenia da regione a difendere il suo popolo su. Tanti geludi da Sudano gli hanno fatto e dobbiamo essere sempre nosu attento. Se un nosu che dopo avere attenzione a giustizia la stimata può comandare l'uomo nostra.
Ma, iscosasa, 90 ta sempre di aici. Su tempo già lessi mai visto. E usavi che alla nasce un'altra donna Lucia dell'Italia, può proteggere sta Sardegna. Contami, de quando passa mir levios che nie sutta che lo lugidos. Homines in amistade con sa terra, antigos, que conoscia sa limba e sas stellas. Ammentami che andamos ir mentigado, sos caminos que nos han alassado. Naran chiamus iscritus historia, candus historia ficuada in sas pedras. Naran che tenimo rechina in su mare, in monti prame, in sornurages, e in feminas che Leonora. Como semus solos che ni spera, in domo nostra, chi pare domo anzena. Ischidate de su sonnu, besside como dei domo, e sa bandela de sormoros, e intulande nos iscutin in su coro. Arziate sa poco in artu, chi si intenda d'un trono, chi comprenda chi su luogo a sossardo s'appartene. Procurate moderare, fi su canto e sa rivolta, homines e feminas, dai su ludu arzaian sa conca. Accabada no essa guerra pro bardare questa terra, insisetto essa vittoria, custoide essa memoria. Insisetto essa vittoria, custoide essa memoria. Sardigna, Arzia, Saoghe. Leggende popolari ed elementi dell'immaginario sardo, vi abbiamo raccontato la nostra Lucia dell'Italia. L'abbiamo vista come figura romantica, ma anche donna bandito, che usava le armi con grande maestria e le parole come vere e proprie armi. Lei, senza regole da rispettare, né padroni da seguire e ancor meno nemici da temere, viene considerata da noi sardi una patriota, un convinto difensore dei diritti dei sardi, amante della libertà, con la sua azione ancora oggi enigmatica, ci incita però a perseguire la via della lotta comune, inneggiando il valore e la forza che può raggiungere un popolo quando si muove unito per un unico intento. Grazie. Li presentiamo in ordine così come sono apparsi lungo la tua presentazione. Si sente? Sì, Ma è acceso. però non mollarlo. Ok, un attimo che cerchiamo l'elenco. Ecco qua.
Allora, la nonna Anna Vacca. I nipotini Naele Pugeddu e Anna Pirasco. Il popolo, nelle diverse apparizioni, Agnese Pistincu, Rita Muso, Anna Seba, Miranda Melis. Allora, dicevo, Nelis, poi Giusy Coco, Clara Leoni, Carla Paoletti, adesso passiamo ai uomini, Antonangelo Corona, Pietro Dell'Olmo, Omero De Ida, Capo dei Gendarmi Carletto Concu, il bandito Pais e Tizio Lai, moglie del Pais, ma anche la mamma dei nipotini, Antonella Pilloni. Adesso passiamo ai soldoni, Il viceré Nando Murro, e infine Lucia Delitana Catiuscia Pilloni. Naturalmente ringraziamo oltre tutti i presenti, ma il nostro tecnico Simone Pibus e la compagna professa, il responsabile del teatro signor Marco Caracoi. Non so se sia presente, però un grande grazie al sindaco e all'assessore alla cultura che ci hanno consentito di poter lavorare in questo spazio. E non ultimo, no? Perché è ultimo, al presidente dell'Università della Terza Età. Chi sostiene? Spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie alla nostra vecchia. Di essere state presenti e così calorosi. Grazie infinite. Alla prossima. Noso, su de vaide ho fatto, mancai scrogendi con cu gatto. O viannai ais commediantisi, bagi in bonora e sigheia innantisi. Su bandio con sa popidda, non tornanta mai in bidda.
sempre in giro con Lucia, bocci e spara, mamma mia, con rullendi su piemonteso, poi ci dogai, atteso, e su vicerreda fatto un nando, pronto e buono a suo comando, e Carletto fiassodrao, con fosilli e con codrao. Is femias fiantagnese Rita e Annazzedda, con Sallà e una scivedda. Poi c'è Giusy, Clara e Carla, con due grobi e un giro, sighi su conto un altro giro. E Miranda, buona, l'ompia dell'una matrona. E Omero Peppineddo, fiattotto bistiu de nieddo, de Ghilarzan de veniu, che ne vai e che ne biu. E Lucia, meravigliosa, brava e bella che una rosa. In sanglone s'aggallura, non andà mica a ciccai mura. Antonangelo con Pietro ciacciarrendi avanti e indietro. In s'abrazza coi sennoras, spidangendi oras e oras. Sul manicomio però, fia da pavas, sul nervoso, potadavas. Sa regista Zedoresa, Lola Congia non si è arresa. Uvo che da renegata, poi via preoccupata, ma sa capo via pregiata, quis applausos losingata. A Savini ci arrennescia, se sticipo pure a Brescia. E tutto su chi si pozzunai, tocca da se emozionai e torrai a inghizzai. E poserrai questa rima a manna, onoris e nevotis Naere e Anna. E a nonna Anna e tanta gloria che ad iniziava questa rosa storia.